che si è andati in Belgio. Come è stata questa storia? E ora non c'era più lavoro, con i barchi cominciava la crisi, navigava i barchi che avevano i motori, e ora ha detto, papà mettiamo un motore, anche se facciamo un fiale dentro, lavorando, te vedi zio Berto, da una barca se ne ha fatto 2, anche 3. Berto aveva il motore? Sì, si è messo, no. Le suocere non lo solo, quando si partiva, perché devo trovare anche a dirla qua che se può dirlo, che mi non aveva neanche i soldi per andare a fare la spesa, senza un centesimo, perché dopo è venuto via dalla barca che era ferma, che non era lavoro, e si andava sotto il comune, andava a far fosso, ma io ho detto, mica mi ha dato, quando fiai non si acabò a mantenere la famiglia, e era questa iscrizione per il Belgio, e io ho detto, mi provo. Ma dove era questa iscrizione? Cosa si vedeva? Era una roba seria, non era chi andava via come i clandestini, che era un bando, una volta si diceva il bando. E ora io si era iscritto e lo ho chiamato. Mi ricordo che lo avevo pignata da Vaisa e si andava via con un fazzoletto nero del suo povera mamma, perché ha messo 2-3 capi e usa tanto che ne ha messo in più. Perché ho detto, provo ad andare, se manca il numero, e io si rappresentavo vivo, e appena chi lo ha visto l'ho tolto, che ne sarà stato reducito. Allora il mio telefono e mi dice, guarda che, ma se pensa al mio telefono, bisogna che venisse a chiamarmi, e c'entra io. E ho detto, signora, che se suo marito che la chiama, venga, era 500 metri, e sono partita, mi ricordo che avevo anche chiamato le cose perché mi era insieme, che mi ero disperato, tu sai che io qualcosa salta fuori, andremo verso Treviso che è più aperto e è il modo di trovare lavoro. E così io ho detto, guarda che parto, mamma mia, e se partito così. E? Mi sono via a casa, più in a pianza. A Tusita così di sua parte. A ottobre compiva un anno e a novembre si è venuta l'alluvione. Ecco. Durante l'alluvione era donata? E ciò, come lo Tusatei, fatalità. Mi fa male rievocare un sacrificio che avevo fatto, sapendo che se mio marito, che se miniera, che io mi avevo spiegato cosa che c'era il lavoro, come che sia. Ora, ritorniamo a nuovo a suo marito che si è partito col sacchetto. Sì. Prima tappa dove si arrivai? E se andai a Montaro vivo. E dopo si arrivai a Mian che era e ora si andai al confine Mon Amour, che ora mi era quasi sempre al centro, io veniva sempre a chiamarmi se avevano preso poco, e dopo si arrivai a Charleroi, perché in dove che vi era bisogno di venire. Charleroi era provincia. E dopo l'ho messo a Gautreau, sul miniere di Gautreau, che era il paese ora fuori a 5-6 chilometri di Charleroi. E là era trovato posto e c'erano le casette dei minieri che da italiani che dava i baracche. Era baracche o casette? Dopo era a casa. Ma all'inizio era baracche? Sì, a baracche quando chi c'era a scapo, e chiamava le cantine, era che c'era da mangiare e da dormire. E mi non sono mai andato sui baracche, perché quando che sono arrivata a me, è dato una casa privata. Vedo, a portarmi qua a famiglia, noi muoiamo qui dopo a te, magari se abbiamo da fare, che dopo ho messo su anche a fare da mangiare, e che aveva 6-7 uomini, foresti, che veniva a mangiare da ella. E anche a dormire, è abbastanza grande, perché io rimango viva da cristiani. A organizzare io, insomma. Certo, e mi ha aiutato tanto i due, perché noi ero a giornata, un poco ero anche da provinciale, noi eravamo esperte. Dopo mi ho abituato, ero a sapere che era il tal che era da Pesaro, da che altro era da Toscana,
insomma, anche bisogna guardare come chi si abitua a questa gente, e tenevo puliti, avevamo una baracca, come si dice, un magazzino, e aveva anche la lavatrice nostra. Comprava voi? E certo, come se che facevo lavare per tutta questa gente, e organizzare. Quindi ha fatto una spesa per comprare? Certo, per ceppare anche l'affitto, per poter, perché mi è godito dopo, in fin dei conti. Ho detto, guarda che sei 4 anni che ti sia. Mi sono stufa, o che ti vieni a casa, o che ti metti a mia, se no mi vado via, o a casa mia. Ma mi no che aveva in mente queste robe qua, e udite qua a bocca, per sentirlo. Io me la chiamo via subito. Ho capito? Sì, giustamente. E anche mi ho detto, ma i più bei anni si fanno così tu da te, che c'era la tosita che non vuoi neanche vedere suo papà. Per dire che non lo conosceva neanche, perché poi se andava via aveva 6 mesi, dopo stava anche un anno senza venire a casa, sa, perché mica dava mie ferie, bisognava tenersi da conto al posto. Non so come adesso, i benefici. Ha fatto un anno solo e era? 2 anni sono stati. Perché mio marito ha detto subito, questa non è una vita, qualche dunne mi aiuterà. E andiamo a casa, perché ho detto, miei fiori, che via di scampo vai, così in grado, che c'è dentro il marcio. E ora sei inutile, ha detto, no, anche adesso. E ora lei arriva là, si è dato subito da fare e ha organizzato? No, subito no. Se non stai un poco che mi ambienta, perché ora io ho detto, ti bisogna che ti adatti. E se mi non capisco niente, e mi parla neanche il francese, mi parla anche il dietro, il patois. E ora ho detto, ma sì che ti impari, ho detto, ti stando attenta. Insomma, mi tocca andare al consolare, mi tocca andare in comune, bottega, ma pian pianetto, ho imparato tutte le strade, sapere il metran, il numero, dare al consolato che ora io parlava anche l'italiano. E la gente del posto, come eri nei confronti vostri? Mia tanto, ma dopo, sai cosa che da notare? Che basta che non fossimo stati napoletani, ma se erano di Venezia del nord, e ora ti dava anche le case, mi ho trovato delle buone gente, certo che come qua, per dire che bisogna sapersi comportare, studiare la gente, hai capito? E ora a me non posso neanche lamentarmi, perché andavo al forno e mi faceva il sorriso e mi parlava, insomma, e mi insegnava, mi ho imparato tanto dalle ore, anche deve abituarmi, del comportamento, sì. Invece di quelli magari del meridione era Qui non mi dava neanche a casa, non ho mai trovato una persona del meridione che avesse una casa privata. Perché chi già era sporchi, perché hai te lava in casa e per fuori, tutto, sai. Ma veduto che povera che era, Mi importa, ma sai che puliti. Sai cosa che era Adriano? Che non era mai che il gran freddo. E il massimo era 7 gradi sopra zero. Che mi ricordo che non ho mai tributo il freddo. Sai cosa che era via? Che mi si era ingrassata. Mi sono portata a 90 kg perché usa tanto burro e dopo anche beva poca acqua perché non si fidava se beveva birra. Io mi ricordo che sono portata anche a 90 kg, ma mi facevo paura perché mangia tanto maiale, te trovi dei braccioli, io rimangio tanta verdura, minestroni e roba, mi mangia tanto maiale, quasi più assortito, mi parlo dei tempi, sai. Insomma, sono stata 2 anni, ecco. 2 anni però, la gelosia che avete di un franco in qualche maniera. Sì, e ora siamo venuti a casa, perché aspetta, quando che è successo la disgrazia del Marsinelli, io ho detto qua bisogna andare. Eravate lì? E ciao, e mio marito, sai, che era venuto in Italia, perché io gli era diventato anche chef, capo, e anche faceva i turni di notte, per scampare.
E io gli dasti pochi giorni di ferie e se venuto a casa, se no io ero a Marcinai che lavorava. Che negozia tanta, perché conosceva un sacco di gente. Era magari anche affittuai da io? No, neanche uno. Però amici su della Amici tanti che mi aveva presentati. Nomini per farli. Anche dei veniva, perché erano cordiali, non so, e mi ricordo cosa è venuto su, e vedo cosa è successo. Come a dire, ma che fortuna sono stata. E vedo cosa e mi provvedo mi dà posto che la gente che è qua. E anche vinda, perché se uno da un fiato pulito, Immobili. e do tre scheglie c'era, e insomma a Micea, e un po' che distrasse, siamo venuti a casa. Io ma era anche un uomo che si tratteneva le sue emozioni su tutto, perché anche per non darmi peso, perché non sta a credere che sia l'Italia, qua ti vedi tutto nero, queste montagne di rifiuti fuori dalla miniera, qua non ti vedi niente, neanche il sole. Quando che mi sono andata che mi ha portato su in galleria, che ho visto dove era una persona debole, scampa subito perché... E dopo quando ci ha messo il bando della scuola, 2 giorni alla settimana per diventare capo, mi sono iscritto subito, anche per imparare la lingua, migliorare le condizioni, ma quasi una disperazione, perché si vede che te vedi tutto nero, tutta gente pallida. Quando che te viene dall'Italia, si accorgeva subito. Quando quei 9, dopo che era un cambiamento, che diventavi come olio. Gli era inquinamento, sai, non sapevo neanche, ma c'era tutta la gente che moriva anche come si chiama, acidico. Io ho cominciato in galleria, qui i carrei, a portare fuori dentro e cose, ma andavo solo, mi tocca fare 8 ore, io era 6 ore sempre sotto. E dopo venuto qua così, proprio appariva una prigione, ma era. Non è vita per persone normali, qua doveria mettere qui che era, come si dice, come condannare a vita. E ora, mandando a scuola 2 giorni a settimana, dopo più pianeta e serata, io parlavo bene francese e anche era ascoltato, io lavoravo sempre qui ingegneri, andava e conosceva l'Italia. Sapeva bene, conosceva tutto, gli dava istruzione, capisci? E ne era pochi che Dopo il primo periodo, insomma. Sì, dopo sì, dando a scuola quei ingegneri che faceva scuola e lavorare con lui e che imparare dove chi doveva mettere mano. Perché ormai io riconosceva l'aria, se grigiù. E mi spiegava perché le vene del carbone dove che era da sbusare, aveva mappe e tutto, e anche quando che già era pericolo, però succedeva ancora, succedeva. Gli ingegneri erano italiani o tutte le razze più belgi, sì, e persone che io non sapevo idea, qualche esempio. Ma l'uomo quando veniva fuori dalla miniera, come ieri, non è che si faceva il capo. Una roba solo che dico, è il giorno di Santa Barbara, dove c'è poi il mecceso, e che c'era la festa fuori in cortile della miniera, e io già venuto su con l'ascensore. E ora questi, io l'ho guagnato conosciuto, non lo avevo conosciuto neanche a me, mi ho visto il sorriso, e si restava anche io grandetto, però stava visto. Io mi ricordo tutto nero. Ma che è andata così.
che avevo paura che da tu a te, che mi sporto, Praticamente nel letto, o che c'è paura, nel letto qua, i segata su le gonna, era come si aveva all'inverno, perché sono da Barbara, c'è, e insomma mi sei staccato.